Giancarlo Gentilini e Maria Assunta Pace scendono i gradini del municipio di Viano, piccolo comune alle porte di Reggio Emilia. Lo sceriffo ha appena sposato, così la chiama ripetutamente, la sua Maria. Arriva lui per primo, gardenia all'occhiello e spilla degli alpini, saluta l'amico sindaco Giorgio Bedeschi, leghista in terra storicamente rossa. Ma io sento un sindaco della Lega, il quale ha sposato il Vangelo secondo Gentilini, Dio, patria e famiglia. Gentilini sposa a 88 anni, notizia che ha fatto il Giro d'Italia. L'amore non ha età, ragazzi miei. Auto bianca per la sposa che arriva visibilmente emozionata. Ecco ragazzi, vi presento mia futura moglie. Ecco. Ed emozionato è anche il sindaco che riserva allo sceriffo parole che toccano il cuore, poi la cerimonia entra nel vivo. Testimoni per lo sposo il figlio Antonio, per la sposa il figlio Mauro. Lei, signor Giancarlo Gentilini, intende prendere per moglie la qui presente Maria Assunta Pace? Sì. Lei, signora Maria Assunta Pace, intende prendere per marito il qui presente Giancarlo Gentilini? Sì. In seguito alle vostre risposte affermative, io, Giorgio Bedeschi, sindaco, ufficiale dello Stato civile del Comune di Viano, vi dichiaro in nome della legge uniti in matrimonio. Cambiatevi le fedi. Lo scambio delle fedi, Giancarlo e Maria che si stringono la mano, ma ai presenti non basta. Nella vita ci sono momenti in cui l'emozione scoppia da sola, hai capito? È una cosa naturale. E quindi io sono un sindaco con una scorza dura, ma sotto sono un romantico, uno che ama le donne e specialmente oggi amo Maria. L'uscita, le foto, la passeggiata mano nella mano verso il ristorante. Felice perché sta andando tutto bene, ho ricevuto anche i complimenti da tutti e per cui è una giornata molto bella e felice. Cosa vuoi? Io ho i figli, ho gli amici, ho l'amore, cosa voglio di più? Grazie per questa dimostrazione d'amore, dice lo sceriffo, che alle telecamere affida il saluto ai trevigiani. Carissimi telespettatori, qui che vi parla è lo sindaco sceriffo numero 1, il quale oggi ha aperto il cuore alla sua Maria.